Sospesa per oltre 2 anni, a Racalmuto torna la democrazia. Nel paese della ragione, che ha dato i natali allo scrittore Leonardo Sciascia, il 25 maggio prossimo i racalmutesi tornano alle urne per la scelta del nuovo sindaco e del consiglio comunale. Era il giugno del 2011 quando l'allora sindaco Salvatore Petrotto si dimise dalla carica, dopo aver ricevuto un avviso di garanzia con la pesante accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, accusa dalla quale venne assolto nel settembre successivo. Ma nel frattempo al Ministero degli Interni veniva accesa la macchina che nel marzo 2012 porterà allo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune, disposto dall'allora Ministro degli Interni Anna Maria Cancellieri, che il 10 aprile 2012 volle partecipare di persona alla cerimonia di insediamento della commissione prefettizia che da quel giorno e praticamente sino alla vigilia delle prossime elezioni amministrative guida il comune. Adesso ritorna alle urne in un clima politico già acceso per la corsa alle candidature a sindaco. Al momento l'unica ufficializzata e certa è quella di Enzo Sardo, dirigente pubblico volto noto e conosciuto in paese anche per le sue esperienze nel campo letterario. Si è parlato anche di una possibile candidatura del giornalista scrittore Felice Cavallaro, che però sembra avere declinato l'invito. Ma il 25 maggio prossimo in Sicilia si vota in 33 comuni, 4 dei quali in provincia di Agrigento. Oltre a Racalmuto, urne aperte anche a Naro, Sant'Elisabetta, Caltabellotta per l'elezione di sindaco e per il rinnovo dei rispettivi consigli comunali. A Naro sindaco uscente Pippo Morello, a Sant'Elisabetta Emilio Militello, a Caltabellotta l'uscente è l'ex deputato nazionale Calogero Bumilia, noto esponente del PD. Della storiografia ha fatto in questi anni, ha rappresentato uno dei momenti migliori della storia del nostro paese, il momento nel quale il popolo italiano